Onorevole Pumilia, parliamo di questa sua nuova pubblicazione dal titolo La caduta, edizioni Rubettino, un'esperienza che lei traccia dal 1972 al 1994. Perché questa idea e perché leggerlo? L'idea è perché segue ad una precedente pubblicazione mia di 2 anni fa che riguardava il periodo che va dal 1955 al 1972, cioè da quando io ad Agrigento iniziai a muovere i primi passi nell'azione cattolica fino alla data della mia elezione parlamentare. Questo secondo volume tratta invece del periodo che va proprio dalla mia prima elezione del 72 fino al termine della esperienza parlamentare e della fine della cosiddetta Prima Repubblica. In questo libro io ricostruisco, sulla base ovviamente di documenti, ma anche sulla base di una diretta partecipazione come protagonista minore di questa storia, ma comunque protagonista, ricostruisco la storia della Sicilia nel contesto di quella nazionale e ovviamente con anche uno sguardo rivolto a quello che succedeva nel mondo. È stato tutto liquidato come una sorta di storia del male, una appendice della storia della mafia. Naturalmente la mafia è stata presente in quegli anni, tragicamente presente nella nostra terra, ma è non può essere la storia della Sicilia, non può esaurirsi con un appendice della storia della mafia. In quegli anni ci sono state esperienze straordinarie, basta pensare a quella di Piersanti Mattarella, del nostro comprovinciale Angelo Bonfiglio, di Nicoletti e poi la presenza di Nicolosi, l'esperienza importante di Mannino, e ci sono stati tentativi anche di riscattare questa terra dai suoi problemi. E perché si dovrebbe leggere? Perché come si sta leggendo io sono veramente piacevolmente sorpreso della diffusione del libro e dell'interesse che sta suscitando, proprio perché io do elementi nuovi di interpretazione e di lettura di questa storia, do elementi che rendono questa interpretazione più aderente alla verità, che ovviamente non risolvono tanti problemi che sono rimasti aperti. È rimasto aperto il problema del rapporto parte della Democrazia Cristiana e la mafia, è rimasto aperto il problema, o perlomeno affrontato come lo affronto io, in parte, solo in parte risolto, del rapporto tra il Partito Comunista, forza di opposizione, e gli altri partiti di governo. Una forza di opposizione che comunque collaborò costantemente con la maggioranza, sia quando votò i governi di Bonfiglio e di Mattarella, sia quando, pur restando all'opposizione, concorse con l'attività di assemblea a definire i passaggi più importanti, sia in assemblea delle leggi, sia anche delle scelte governative, delle scelte amministrative. Sono anni tragici della storia della Sicilia e sono anni tragici che si concludono proprio con la caduta di un sistema che sembrava imbattibile, che sembrava eterno e che tuttavia cadde per le sue contraddizioni, per i propri errori e anche perché il contesto internazionale era talmente mutato per cui la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, cioè il Partito Socialista, i pilastri su cui per 50 anni poggiò la storia della nostra Repubblica e quindi anche dell'autonomia, erano stati erosi dal tempo, dai propri errori, nel contrasto, nel conflitto, per fortuna non militare, tra il mondo occidentale e il mondo orientale.